Ciao, mi chiamo Davide Campisi, vengo dalla Sicilia, da Enna, e insieme ai miei compagni di viaggio, i Tamburi, vi presentiamo il mio prossimo album che uscirà quest'inverno. La raccolta di questi nuovi brani si chiamerà Yoka, che in italiano significa giocare. Tra l'altro è il titolo di un brano che fa parte del mio precedente disco e mi è piaciuto molto inserire questo titolo in questo nuovo album perché giocare è un modo appunto interessante, mi è sembrato molto interessante questo intreccio tra l'antico, il tamburo, il suono della terra associato ai suoni moderni pure, quindi ci sarà questo sposalizio all'interno di questo progetto. Con la produzione artistica di Marco Corrao abbiamo immaginato un album dove al centro ci deve essere il tamburo e le percussioni e tutto il resto incornicia questo suono arcaico, antico, un po' come la cornice del telaio di un setaccio che sostiene la pelle di capra. Attorno al tamburo ci saranno le percussioni di Salvo Compagno, musicista palermitano, e di Marco Corrao con l'elettronica e altri strumenti che oltre come ruolo di arrangiatore e produttore si toglie quelle vesti e indossa le vesti appunto da musicista. E poi ci sarà la mia voce perché questo lavoro si basa su un progetto cantautorale. All'interno di questo album ci saranno anche degli ospiti che per il momento non vi svelo e tutti insieme stiamo viaggiando su una direzione unica nel valore di questo album. Mettere al centro la Sicilia, il ritmo, il canto, che si apra a una nuova forma di world music e presentarlo al mondo. Questo progetto nasce in un momento importante della mia vita, un momento in cui ho scelto la musica come sostentamento della mia vita, un momento in cui ho scelto di vivere di musica. Quindi è un momento molto importante e mi piacerebbe moltissimo coinvolgervi in questo lavoro. Sono qui con la mia faccia, la mia voce, la mia musica e il mio tamburo per chiedervi di aiutarmi ad ampliare quello che è il mio sogno, far conoscere il più possibile in tutto il mondo la mia musica.